Presentata questa mattina nella cornice della Sala degli Arazzi, la terza edizione del concorso disegna a fumetti la Carta Etica dello Sport Veneto, un'edizione che apre il bando anche alle associazioni sportive e propone un'ulteriore sfida: ideare il logo che identificherà nei prossimi anni la Carta Etica dello Sport Veneto. L'invito è a realizzare un simbolo grafico che trasmetta i valori fondanti dello sport e che verrà utilizzato da tutti i soggetti che aderiscono alla carta ed in ogni materiale prodotto da associazioni sportive, Umpli Veneto e Regione del Veneto. Un'iniziativa promossa dall'Assessorato allo Sport della Regione Veneto, dall'Ufficio Scolastico Regionale e dal Comitato Pro Loco del Veneto, ha evidenziato Cristiano Corazzari, assessore regionale allo sport e alla cultura. Ideata per diffondere e valorizzare la Carta Etica dello Sport Veneto, facendola diventare uno strumento di riflessione e divertimento per tutti i giovani veneti, nella convinzione che valori come collaborazione, inclusione e rispetto siano temi imprescindibili tanto in campo di gara quanto nella vita di tutti i giorni. Un progetto che intende dare forma alla sostanza dei valori sportivi, portando un messaggio davvero importante a chi leggerà il libro, che raccoglie i lavori delle scuole partecipanti, dimostrando come i nostri giovani siano ragazzi dotati di grandi qualità. Sono veramente soddisfatta che la mia prima uscita ufficiale e di persona come dirigente dell'ufficio scolastico sia per questa occasione, ha evidenziato Carmela Palumbo, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto. Sono convinta che attraverso la Carta Etica dello Sport potremo trasmettere i fondamenti della società civile ai ragazzi. Gianfranco Bardelle, presidente CONI del Veneto, ha aggiunto: per noi e per lo sport in generale questo appuntamento segna la ripartenza ufficiale, mettendo al centro i veri valori sportivi, la condivisione, il fare squadra. Ripartire dalla Carta Etica dello Sport è un segnale fondamentale per tutto il mondo dello sport veneto. I bersaglieri della Rugby Rovigo Delta saranno i testimonial d'eccezione di questa edizione, una squadra simbolo dei valori etici dello sport, tanto da essere una delle società italiane di rugby a 15 più vittoriose di sempre. È con immenso piacere che abbiamo accolto questo invito, ha sottolineato Francesco Zambelli, presidente della Rugby Rovigo Delta, perché il rugby a Rovigo e nel Veneto è uno sport molto sentito, uno sport che rappresenta una regione e un popolo.